Ci sono momenti decisivi e questo per l'epidemia da Covid in Veneto lo è. Dei 52 ricoverati in terapia intensiva, 32 sono intubati o ventilati, 3 sono in condizioni critiche, 1 a Vicenza. Il livello d'allarme verrà superato se i contagi continueranno come nelle ultime 2 settimane. Viceversa, se il trend fosse quello più accettabile degli ultimi 2 giorni, il livello di allarme non verrà superato. Ovviamente c'è un'incidenza importante anche della vaccinazione. Se il 70% dei pazienti in terapia intensiva prima era un over 70, oggi ha meno di 50 anni nel 58% dei casi. Se noi guardiamo i pazienti che abbiamo ricoverato dal 1 maggio, che sono 257, di questi 257 quelli che avevano completato il ciclo vaccinale erano 18. Se andiamo a guardare il dato dell'incidenza, cioè quante persone su 100.000 abitanti vengono ricoverate in terapia intensiva, tra i non vaccinati questo dato è circa 3 ricoveri per 100.000 abitanti. Per chi ha ricevuto la prima dose è 1,2 ricoveri per 100.000 abitanti, per i vaccinati è 0,17, quindi enormemente più basso. I morti dal 1 maggio in Veneto sono 53, di cui solo 3 hanno completato il ciclo vaccinale. Cioè noi oggi abbiamo uno scenario di 52 persone in terapia intensiva, ma se ci togliessimo tutti i vaccinati e li trasformassimo in non vaccinati, oggi ne saremmo al collasso dentro per gli ospedali.